L'episodio, reso noto soltanto ieri, in realtà risale al 2 giugno, giorno della festa della Repubblica, corriera speciale che porta verso il mare. Un viaggio di piacere che si trasforma in un incubo quando a Castelfranco sale un gruppo di ragazzini di etnia marocchina. Esordiscono con musica a tutto volume fino a rendere il viaggio degli altri passeggeri sempre più molesto, finché l'autista, una donna di 47 anni, da diversi anni in servizio per l'azienda di trasporto pubblico MOM, non si ferma per farli smettere. Riparte il viaggio all'altezza di Caposile. Il gruppetto, dopo aver ripetutamente offeso la donna, aziona il dispositivo che regola l'apertura delle porte di sicurezza. Hanno fatto i bulli, lei è stata brava perché li ha gestiti bene, prima richiamandoli, no? E poi loro sono scesi a Jesolo. Questo era un articolato, quello lungo 18 metri. Ci sono dei dispositivi che si possono aprire le porte in caso di sinistro. Erano quasi arrivati alla fermata, l'hanno aperta e sono usciti. Esiste un percorso di formazione per gli autisti. Chi guida un mezzo è preparato a gestire situazioni di questo tipo. L'autista ha anche informato le forze dell'ordine. Se fosse stato qualcuno con testa calda, probabilmente succedeva qualcosa. Questa è una autista che ha gestito bene la situazione e li ha portati dove doveva portarli, senza creare pericolo anche per gli altri. Quello delle baby gang è sicuramente un fenomeno in aumento, conferma Colladon, ma sono presenti in tutti gli ambienti, certo non soltanto sui mezzi pubblici. Sicuramente era un disturbo come può succedere magari in altre situazioni, ma se un bravo autista come quella che era incaricata quel giorno l'ha gestito nel modo giusto. Era una donna e quindi questi qua ne hanno approfittato un po'. Però lei è stata più intelligente di loro